4 gennaio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi faremo un po' un incontro bellissimo con uno stilista siciliano ai vertici della moda internazionale, ma parleremo anche delle cose di stretta attualità, i pronto soccorso presi d'assalto per l'influenza e non soltanto, e la dieta necessaria dopo le cene e i cenoni sotto l'albero di Natale. Ma parliamo appunto dell'influenza killer, che in questo periodo uccide addirittura più del Covid, come ha detto il virologo Jacobello a TG Sicilia. La situazione è critica anche a Catania, con numerosi giovani ricoverati in rianimazione. Quindi non sono isolate le morti purtroppo di Aurora, la bambina di 7 anni, e Lidia, la giovane di 25 anni. Ma cerchiamo di capire perché quest'anno l'epidemia colpisce così duramente. Vediamo. Bisogna avere più paura in questo momento dell'influenza che del Covid. Il direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Cannizzaro, Carmelo Jacobello, non usa giri di parole e mette in guardia sulla letalità dell'influenza stagionale, oggi più virulenta del coronavirus. Gli ultimi casi, le morti di Aurora, 7 anni a Palermo, e di Lidia, 25 anni a Chiaramonte Gulfi, hanno fatto scattare un allarme che gli esperti avevano già messo in conto. Una situazione delicata paragonata all'influenza suina del 2009. Nell'epoca della prima pandemia, cioè nel 2009, fece nel mondo 250.000 morti, quindi chiaramente stiamo parlando di una influenza particolarmente grave e severa che, a differenza del Covid, colpisce soprattutto soggetti giovani, adulti in buona salute. Ma perché l'influenza uccide e colpisce giovani e senza particolari patologie? Questa forma influenzale è particolarmente severa e grave e, come dicevo, impatta in maniera molto significativa soprattutto su soggetti giovani, determinando insufficienze respiratorie, ma anche quadri clinici generali, cardiaci, encefalici, particolarmente severi. Presi d'assalto ambulatori, farmacie ed ospedali, situazione critica anche a Catania. A Catania ci sono anche dei casi che sono in rianimazione in questo momento e che anche in questo caso si tratta di soggetti prevalentemente giovani, che sono quelli che pagano un tributo maggiore. Una recrudescenza del virus che ha molti fattori e, secondo Jacobello, una principale causa. Con una campagna vaccinale che è stata particolarmente trascurata in questo periodo, le mascherine hanno impedito al virus influenzale di circolare e quindi hanno reso i soggetti dal punto di vista immunitario meno resistenti, più suscettibili all'infezione influenzale, e bisogna intervenire con i farmaci antivirali. Nell'ultima settimana sono state 1 milione le persone colpite da influenza in Italia. Tra poco incontreremo il dottor Di Mauro del pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania e certamente avremo anche altre informazioni su questo. Adesso andiamo a Palermo, che ha le prese, come sapete, con la questione delle spazzature. Tonnellate di immondizia nelle strade non raccolte, un'emergenza in centro come in periferia, mentre Comune e RAP, l'azienda di raccolta, si rimpallano le accuse. La RAP, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, sta facendo il possibile, ma la situazione di emergenza, soprattutto in periferia, è ben visibile. Le feste hanno ancora una volta scoperchiato un problema atavico dell'azienda partecipata e a sua volta della città di Palermo. Mezzi guasti e personale ridotto. La RAP, nonostante gli sforzi, non riesce a ripulire tutti i quartieri della città e così oggi la situazione in determinate aree urbane è questa qui. Qui siamo nel quartiere Bonagia, questa è una strada parallela all'autostrada, quindi un'arteria ben visibile da turisti, da gente che appunto lascia o arriva nel capoluogo. Guardate, una distesa di rifiuti immensa che sovrasta anche parte della carreggiata, ben visibile a tutti. Soprattutto ci dicono che non viene assolutamente pulita da giorni, anche prima di Natale. Ma sulle responsabilità di questa situazione è botta e risposta tra RAP e Comune di Palermo. Ieri c'è stato un incontro, chiarificatore. Le indiscrezioni che filtrano riferiscono di un soddisfacente chiarimento tra il sindaco e il presidente della RAP Todaro. L'obiettivo: avvicinarsi alla normalità appena dopo l'Epifania.
Vedremo, speriamo. Intanto queste immagini sono davvero imbarazzanti come minimo. Adesso la rassegna stampa siciliana con Angelo Gagliano. Ripartiamo da qui, proprio Michele, da l'edizione di Repubblica Palermo. Vedete, ultimatum di La Galla alla RAP in crisi. Potenzi la raccolta o apriamo ai privati. Questa dunque è la situazione sulla città di Palermo. Queste sono alcune immagini che ripropongono altre situazioni di crisi, ma intanto c'è una polemica a Palermo Sempre. Il centrodestra si spacca anche sul concerto di Capodanno. Inzerillo di Forza Italia chiede conto sui 400.000 euro spesi e Fratelli d'Italia dicono un attacco strumentale. Questa è la situazione, diciamo, sulla città di Palermo. E restiamo allora su Repubblica, sull'edizione palermitana di Repubblica, perché in prima pagina si parla di consumi, la gelata d'inverno, saldi con il freno a mano, da domani scattano gli sconti ma l'inflazione frena le spese, nel 2024 rincari di 1.000 euro a famiglia, pesano l'addio al reddito di cittadinanza e il passaggio al mercato libero di luce e gas. Questa è la situazione, ma intanto c'è una foto eloquente sulla rivolta nelle celle, nelle carceri dell'isola, gli agenti, il governo dov'è? C'è un allarme nei penitenziari. Poi c'è un'altra emergenza, da un'emergenza all'altra. Autobotti e prime infezioni, la rabbia di Trapani per le tubature inquinate. Questa è la situazione che viene raccontata questa mattina. Lasciamo la prima pagina, allora vediamo un po' di leggere qualche fatto a proposito dell'edizione di Repubblica di Palermo. Scatto nei saldi, ma i rincari e la crisi frenano la spesa delle famiglie. Per il 2024 è previsto, come abbiamo già detto anche noi nei nostri servizi e nei telegiornali, un aumento di 1.000 euro nel bilancio di ogni nucleo familiare. Preoccupano la fine del reddito di cittadinanza e il passaggio al mercato libero di elettricità e gas. Sapete, ormai ci siamo davvero, siamo per quanto riguarda il gas ormai vicinissimi la prossima settimana. Consumi, la gelata d'inverno, da domani gli sconti negli esercizi commerciali dell'isola, l'inflazione e le incognite del futuro non favoriscono l'ottimismo. È sempre all'interno, nelle pagine interne di Repubblica, c'è un'emergenza, quella dell'acqua nera, infezioni per un bambino, rabbia a Trapani per l'inquinamento. 8 anni, infetto per avere lavato i denti, spendiamo 90 euro per ogni rifornimento. Un anziano chiede aiuto ai vicini per ricevere le bottiglie a casa. È passato quasi un mese da quando è stato accertato il problema. Questa è la situazione. E poi c'è un caso, a Messina forse arriverà il ponte, ma intanto non arriva l'acqua, da sempre erogazione alternata. Ce ne siamo occupati anche ieri nel corso dei nostri telegiornali. E ancora, visto che abbiamo la possibilità di vedere cosa è successo, rivolte nelle carceri, agenti sotto pressione chiedono dov'è il governo. Disordine ad Agrigento, Trapani, Augusta, San Cataldo e anche al Malaspina. Il garante dei detenuti in cella a condizioni drammatiche, e da qui nascono le proteste. I sindacati contro il DAP, il personale non ha ancora ricevuto le dotazioni di sicurezza. Questa è un'altra emergenza che raccontiamo, che i giornali questa mattina raccontano sulle pagine, non solo sulle prime pagine ma anche sulle pagine interne, giornali siciliani. Adesso siamo alla prima della Sicilia di Catania, che proprio in testa ha ancora la vicenda della rivolta in carcere. 9 detenuti arrestati sono catanesi e siracusani. E ancora a Palermo c'è un altro no per la Saguto, l'ex giudice resta in cella, il marito va in ospedale. E poi 2 foto notizie a proposito di acqua torbida. A Catania la guerra per il servizio idrico, la società mista spacca sindaci e partiti, in ballo fra opere e bollette ci sono 10 miliardi e quindi insomma
c'è un po' di tensione raccontata da Mario Barresi e da Laura Di Stefano nelle pagine interne. Poi il cortocircuito, rinnovabili nel 2023, Sicilia al top per progetti autorizzati, ma la gran parte resta sulla carta in mano ai sensali, tra virgolette, sarebbero dei mediatori, immaginiamo. E poi ancora il concerto di Elodie, un caso politico, centrodestra diviso per l'attacco alla Galla. Questa è la situazione a Palermo. Allora vediamo di capire qualcosa in più di questa acqua torbida. C'è l'inchiesta, la guerra dell'acqua, un bottino da 10 miliardi, rimandata la convenzione con SIE al 49% di privati, a rischio i finanziamenti del PNRR, sindaci di tutto il centrodestra in rivolta contro il colpo di mano di Lombardo, e si sospetta la complicità del PD. Questo è l'interrogativo che viene insinuato da Mario Barresi. Questa mattina la Regione commissaria Lati Idrica Etnea, che non adempie ad una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, affidare la gestione unica alla società mista scelta nel 2005. Ma ci sono poi anche dei numeri da leggere, lo vediamo insieme. 2,5 miliardi gli investimenti sulle opere, 75 milioni le opere PNRR già a rischio, 4,4 miliardi il flusso di tariffe in 29 anni, una media di 150 milioni l'anno, e poi tra i 500 e i 600 occupati, questa è la ricaduta occupazionale, 79 gestori oggi in 58 comuni fra pubblici e privati. Questo è il racconto di Mario Barresi di questa inchiesta. E poi ancora, lo abbiamo sentito, lo abbiamo visto, influenza e bronchioliti, anche il quotidiano La Sicilia torna sulla vicenda, sul tema, boom di contagi tra i bambini, pediatrie sotto pressione, l'aumento dei casi è dovuto a un virus respiratorio la cui incidenza è in crescita soprattutto tra i più piccoli. E ancora dalle pagine interne un tema che ritroveremo stamattina su quasi tutti i quotidiani, lo abbiamo già anticipato: bollette del gas, sarà una Caporetto, consumatori preoccupati perché oltre alla fine del mercato tutelato termina anche lo sconto sull'IVA, maggiore spesa annua di 250 euro, a dicembre però il prezzo del gas è sceso ma l'IVA è aumentata, quindi di fatto verrebbe annullato questo questo sconto dovuto ai ribassi dei prezzi. E ancora, sempre sulle pagine interne della Sicilia, mi piace sottolineare questo fatto, adesso vediamo un po', eccolo qui, si parla di spettacolo. In scena i 40.000 tifosi del Catania a Roma nell'83, la famosa promozione con la vittoria nella finale con la Cremonese. L'attore catanese Samuele Gambino racconta: io c'ero come ogni domenica, la festa dell'Olimpico dei Rossazzurri per la Serie A, e poi vedete c'è il titolo Catania impazzita, il trionfale ritorno rossazzurro in Serie A, il racconto di quella che è stata veramente un esodo del tifo catanese a Roma. E adesso vediamo la prima pagina del giornale di Sicilia, eccola qui. Partiamo con il mercato tutelato, gas bolletta più leggera a dicembre, meno 6,7%. E ancora incendi, eccolo il titolo principale, arriva il conto salato. Servono 150 milioni per riparare gli effetti delle fiamme che hanno devastato l'estate siciliana, ma in finanziaria ci sono al momento soltanto spiccioli per i ristori a famiglie e aziende. La Protezione Civile Nazionale non ha ancora inserito i roghi nell'isola fra le sciagure da risarcire e all'ARS ora si cerca una soluzione ponte per fare fronte a questa emergenza. E ancora lo sparo alla festa, siamo ai fatti nazionali, imbarazzo di Fratelli d'Italia, ipotesi sospensione per il deputato in possesso delle armi. Oggi la Meloni farà la sua conferenza stampa in mattinata e vedremo, si aspettano dal Primo Ministro, dal Presidente del Consiglio delle indicazioni anche in questo senso. Evasione fiscale, c'è un buco da 84 miliardi, la relazione è del
MEF. E ancora si torna a parlare del virus respiratorio sicinziale, casi in aumento del 30%, ospedali sotto pressione pure in Sicilia. E ancora, vedete, fotonotizia stavolta, le emergenze di Palermo, rifiuti, degrado, furti, ripartono gli allarmi per la città di Palermo. E ancora Biagio Conte, organizzati 3 giorni di celebrazione per ricordare la scomparsa del frate missionario laico. Il Tribunale di sorveglianza, ricorso respinto, la Socuta resta in carcere. Questa è la prima pagina del Giornale di Sicilia. E adesso la Gazzetta del Sud, che ha in qualche modo lo stesso tema come prima notizia, vale a dire i roghi in Sicilia. Non ci saranno risarcimenti, almeno per il momento niente risarcimenti, servono 150 milioni, però nella finanziaria dell'ARS non c'è un euro. La devastante serie di incendi del 2023, i danni calcolati dalla protezione civile. E ancora, vedete, poi c'è un'apertura, già ci si proietta sui fatti anche nazionali e internazionali. Iran, 2 esplosioni vicino al cimitero dove è sepolto Soleimani, 103 morti, la strage nell'anniversario dell'uccisione del capo Pasdaran. E ancora anche sulla prima pagina della Gazzetta del Sud, bollette del gas, il dolce e l'amaro, più leggero il conto relativo a dicembre, ma nubi per quanto riguarda il 2024, i consumatori senza aiuti quest'anno, sarà una Caporetto, incombe lo spauracchio dell'IVA. E anche sulla Gazzetta del Sud, bronchiolite, più colpiti i bimbi che hanno meno di 5 anni, i virus respiratori stanno creando dei problemi. Questa è la situazione che viene raccontata. E poi vedete la Meloni al bivio su balneari, ambulanti e su Salvini. Questo è quello che scrive il quotidiano della Città dello Stretto. Cerchiamo di capire di più cosa succede con gli incendi o comunque con i ristori. All'ARS pochi spiccioli per i danni, la protezione civile servono 150 milioni. Si tenta di rastrellare risorse per i primi ristori. Nella trattativa sulla finanziaria i deputati sgomitano per incassare fondi destinati a curare i collegi elettorali. Insomma, sarebbe una spiegazione del fatto che non ci siano risorse poi per questi incendi. E un'ultima notizia che riguarda comunque la città o comunque il messinese, dalla Gazzetta del Sud, allerta a Stromboli, manovella e tam tam. La rete di sensori è in tilt, eppure è stata spacciata come un efficiente sistema ultramoderno. Da tempo sull'isola non funzionano i sofisticati strumenti che dovrebbero segnalare rischi e eruzioni, rischi di tsunami oppure delle eruzioni. Questa è la situazione a Stromboli. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa regionale. Breve pausa, state con noi. Buongiorno Sicilia, fra poco i quotidiani nazionali. A dopo. Buongiorno Sicilia, eccoci pronti per la rassegna stampa dei quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. Allora, cominciamo questa mattina dal Corriere della Sera, la notizia che riportano tutti e comunque i giornali nazionali: strage in Iran, alta tensione, oltre 90 morti in 2 esplosioni, Teheran e terrorismo in Libano, Nasrallah accusa Israele, gli attentati vicino alla tomba di Soleimani, rischio escalation in Mossad dopo i raid a Beirut, colpiremo ancora. E poi ISIS, oppositori o trame, quelle bombe senza firma, sempre sulla stessa vicenda, così cresce il pericolo di un conflitto allargato. E nelle pagine interne il tema e la vicenda viene approfondita: la strage sulla tomba di Soleimani, Nasrallah minaccia Israele, attentato alla cerimonia per il generale iraniano ucciso dagli USA, oltre 90 morti, il capo di Hezbollah, vendicheremo l'uccisione del leader di Hamas in Libano. Perché si intrecciano le due cose, invece sono distinte, il rischio è che si faccia un po' di confusione. Ci sono davvero tantissime tensioni. Il Mossad pronti a colpire ovunque, Al-Sisi ferma i negoziati per la tregua, in Cisgiordania negozi chiusi per protesta contro l'uccisione mirata a Beirut proprio del numero 2 di Hamas. Insomma,
è un'area davvero molto calda. Allora anche Repubblica torna su questo tema. Bombe in Iran, 100 morti nel giorno di Soleimani, Khamenei, atto atroce l'attentato durante la commemorazione del generale, un giorno dopo l'uccisione a Beirut del numero 2 di Hamas. E ancora Nasrallah dice: se Israele attacca il Libano, guerra senza limiti, rischia il conflitto si possa allargare. Un po' tutti battono su questo tema. E ancora siamo sulla Stampa per vedere come tutti i quotidiani stamattina hanno questo tema al centro proprio degli approfondimenti. Sangue e rabbia, bombe al santuario di Soleimani, oltre 100 morti, l'Iran giura vendetta dopo l'attacco a Beirut, ribolle l'asse sciita e puniremo Israele, le parole di Nasrallah. Però, come vedi, l'aria è piuttosto, diciamo, come dire, calda. Le regole di Israele, gli omicidi mirati accompagnano tutta la storia dello Stato ebraico per necessità, occhio per occhio, tra guerra ibrida e lotta al terrore, da Arafat ad Haniyeh. I nemici sono sempre nel mirino, ma i risultati spesso deludenti. Insomma, questa è una riflessione di Domenico Chirico, che è un esperto comunque di questi temi e soprattutto conosce bene quell'area. Questa è diciamo, la notizia su cui tutti i giornali stamattina insistono. Adesso vediamo le altre prime pagine. Con Repubblica, della strage del Pasdaran abbiamo già detto, e allora poi l'inchiesta Verdini, quegli appalti in 10 regioni con offerte pilotate, il fiume della corruzione di Isaia Sales e l'approfondimento sulla vicenda, e ancora la storia del deputato di Fratelli d'Italia con la pistola spunta un'ipotesi, non sarebbe stato solo lui a sparare, quindi insomma c'è un'indagine, adesso la procura ha chiesto di sentire i testimoni e la storia se i selfie inquinano la nostra vita. Questo è un approfondimento di Marco Belpoliti. Ormai è accertato, esiste l'inquinamento di immagini con le sue conseguenze pratiche. Non è sbagliata questa osservazione. Quello che scrive stamattina Repubblica. Adesso la Stampa, a parte la fotonotizia di cui abbiamo già dato, ovviamente abbiamo approfondito, concorrenza, la Meloni difende i balneari, Tremonti, Bolkestein superata dalla storia. Insomma, sono poi punti di vista evidentemente, evasione, fuori controllo, 84 miliardi in un anno, questa è la situazione, diciamo, in ricordiamocelo, 84 miliardi di evasione in un anno. Non è poco, come dire. E poi il caso Cecchettin, perché l'emotività e il moralismo non servono a molto, il ricordo ancora di Giulia. E c'è una polemica, quelli che attaccano il padre di Giulia. Stamattina sulla Stampa ci sono diversi approfondimenti proprio su questa vicenda. L'inchiesta sui favori per le opere pubbliche, Simonini ex AD di ANAS e poi Bonsignore, nuovi indagati nel Verdini Gate. I testimoni accusano Pozzolo, dopo lo sparo disse: sono rovinato. Queste le sue parole raccontate dai testimoni, ovviamente. Allora ancora altre testate, ma come vedete il titolo comunque è sempre quello: attacco all'Iran, sale la tensione, 2 bombe tra la folla durante la commemorazione del generale Soleimani, oltre 100 sono i morti. L'ira di Teheran, risposta durissima, gli Stati Uniti temono l'escalation, noi e Israele estranei, puntualizzano che non hanno nulla a che vedere con questa vicenda. Poi ancora balneari, Forza Italia apre a Bruxelles, Fitto si tratta se tutti sono d'accordo. E ancora l'allarme per i predoni delle scuole, a rischio le dotazioni PNRR in arrivo. I presidi chiedono più controlli ai comuni, evidentemente arriveranno nuove apparecchiature. Gli istituti scolastici dalle elementari alle superiori sempre più spesso nel mirino dei ladri, ma ora sale un vero e proprio allarme per l'arrivo dei primi materiali e dispositivi informatici al valore di centinaia di migliaia di euro grazie ai fondi del PNRR, quindi maggiore attenzione su questa vicenda. Siamo adesso sulla prima pagina del Giornale, che ha
diverse notizie, non ha una notizia principale oggi. Intanto c'è l'attentato in Iran, più di 100 vittime, questo così come tutti i quotidiani. Poi lo sparo al veglione, ora è giallo sulla versione per l'onorevole, il ferito si è colpito da solo, ma l'altro smentisce, e quindi questo è una delle ricostruzioni. E poi la toga antigoverno straparla ancora, cita il resistere dell'ex PM Borrelli, deferito ai probiviri, insomma un'altra questione. Intanto però una segnalazione va fatta, perché la Ferragni ritorna sui social come se nulla fosse successo, il caso del Pandoro è tornata di nuovo a anche perché dal punto di vista legale della magistratura non è successo effettivamente nulla, quindi... E quindi insomma è tornata a farsi rivedere sui social. Avvenire, anche Avvenire, all'apertura su l'Iran, i giorni dell'Iran, per dire un insomma, bel titolo, che c'è anche un po' di ira da questo punto di vista. Iran. Doppia esplosione vicino al mausoleo di Soleimani, ucciso in un raid degli USA, oltre 100 morti. Teheran minaccia vendetta dura a Israele nel mirino di Hezbollah per l'attacco a Beirut. Come dire che quell'area è piuttosto non calda, ma di più. La solitudine dei sindaci, accoglienza, abbandonate i primi cittadini, sia di destra che di sinistra, al governo, perché non ci si confronta? Questa è la domanda che viene praticamente fatta. E poi c'è una ricerca di Avvenire. Dalle carriere al mutuo pesa un children gap, le famiglie numerose sono penalizzate secondo questa ricerca, secondo questo approfondimento di Avvenire. Adesso c'è il Fatto Quotidiano, che ha sì la notizia della strage in Iran, pronti alla guerra senza limiti, ma poi vedete l'ultimo del Ponte, l'uomo del Ponte, chiedo scusa, Salvini e Francesca a disposizione. Questo è un riferimento, Verdini Junior, ho portato il dirigente di FS da Matteo. Quindi insomma è una ricostruzione. Ce l'hanno solo loro questa. Sì. Appalti ANAS pilotati, il figlio di Denis ammette, ho venduto il rapporto con il ministro leghista. Però. E lì il tiro è a Salvini, è chiaro, l'obiettivo degli oppositori. È lui certamente. Poi siamo sull'Unità, sull'orlo della guerra mondiale, attentato in Iran, i sospetti sul Mossad, 200 morti, qui diciamo, il dato sui morti è più elevato rispetto a tutti gli altri. Teheran accusa Israele e promette la pagheranno. Sciagura Netanyahu ancora su l'Unità di questa mattina. Vediamo un po' sul Libero, lo scandalo della toga rossa, la resa dei conti, la Corte dei Conti pronta a processare il consigliere che sui social copre di insulti il governo e la destra, e l'inchiesta su Verdini si trasforma in un assalto a Verdini. Qui c'è la sintesi di quanto abbiamo detto prima. E ancora altre prime pagine. Il tema è un po' quello, sempre quello. Oggi il Consiglio di Presidenza sul caso, se questo è un giudice. Non solo il consigliere messo lì da Paolo Gentiloni denigra i Novax, idolatra Toni Negri, vuole ricacciare nelle fogne la destra e fare sbavare di rabbia la maggioranza. Insomma, sono attacchi durissimi, certo. Sì. In maggioranza Marcello Degna ha il coraggio di difendersi e giura di resistere. L'opera di sminamento di chi rifiuta la democrazia è solo all'inizio. Insomma, evidentemente stamattina Maurizio Belpietro col suo giornale c'ha da fare. Ci mancava solo il caso Degni e poi siamo al completo, come dire. Intanto torna in pista la Meloni, le nostre domande su lavoro, tasse e bollette. Oggi c'è la conferenza stampa dopo quasi 2 settimane di assenza dalla scena pubblica. Fisco, industria ed energia, le vere priorità secondo la Verità. E poi c'è una notizia che stamattina soltanto la Verità in realtà riprende. Xi Jinping ha bisogno di bimbi, ma anni di guerra
alla vita si pagano, perché le donne a questo punto neanche in Cina sembrano propense, diciamo, a tornare così come avveniva prima. Insomma, che in Cina è stato proibito fare figli, c'era un limite massimo, eccetera eccetera. Adesso però per questioni economiche pare che ci sia bisogno di nuovo di avere più bimbi. E allora poi una notizia, anzi 2 notizie ancora prima di chiudere. Questa però è interessante, su Italia Oggi. Consulenza fiscale dall'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sarà usata dall'Agenzia delle Entrate per fornire risposte ai quesiti dei contribuenti, gratis e con la tutela della buona fede di chi si adegua. Insomma, questo è quello che scrive. Ci mancava l'intelligenza artificiale per il nostro buco da 84 miliardi nel fisco. Tantissimo. E poi c'è Il Tempo, la sinistra sbaglia mira. Che cosa significa? Per la pistola di Pozzola arriva a chiedere dimissione del sottosegretario Del Mastro, quindi sbagliato personaggio, nessuna richiesta al contrario per il giudice contabile Degni, palesemente imparziale. Ecco, questi sono diciamo, i fatti più rilevanti di questa mattina. Va bene, adesso diamo un'occhiata al tempo. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di giovedì che vedrà bel tempo su gran parte del nostro territorio. Splenderà dunque il sole da nord a sud, anche se avremo un po' di variabilità sul basso versante tirrenico, dove sarà possibile qualche locale goccia di pioggia. Alta pressione dominante sul territorio siciliano, ampi spazi soleggiati in un contesto stabile asciutto, con un po' di nuvole in serata, specie sul versante meridionale, ma comunque di poco conto, il tutto con ventilazione sostenuta e con temperature massime diurne al di sopra della media stagionale. Non cambia lo scenario meteorologico nemmeno nella giornata di venerdì. Ancora una volta avremo prevalenza di sole con cielo sereno e terso, il contesto si manterrà asciutto, ma attenzione, avremo venti di scirocco con temperature che localmente tenderanno anche a prendere qualche grado, punte intorno ai 21-22 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Abbiamo tagliato le verdure e le abbiamo messe qua. Fai assaggiare un goccettino? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa qua? Ma che tutti i giorni su Antenna Sicilia. Questa roba qua! Eccoci, di nuovo in diretta abbiamo un ospite, il dottor Antonio Di Mauro, che è responsabile del pronto soccorso e dell'osservazione breve intensiva dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Benvenuto dottore. Buongiorno, ben trovati. Dobbiamo chiarire questa cosa perché a dicembre è aumentata la richiesta di soccorso al 118 a causa del Covid, questo a livello nazionale, non solo dalle nostre parti, ma anche per l'influenza. E in questi ultimi giorni i pazienti dimessi dal pronto soccorso del Cannizzaro in 24 ore sono stati stabilmente sopra i 200, quando normalmente sono fra i 170 e i 180. Colpa dell'influenza, dottore? Ma in parte colpa dell'influenza, in parte anche colpa del sistema, tra virgolette, perché durante le festività assistiamo sempre a questo incremento numerico degli accessi ai pronto soccorsi, soprattutto della popolazione anziana. Ieri il 90% dei pazienti che abbiamo dimesso erano tutti anziani. Però devo confessare che qualcosa è cambiato probabilmente grazie alla comunicazione, cioè riuscire a condividere col parente dell'anziano che il migliore setting assistenziale non è per forza l'ospedale, che invece spesso arreca nocumento e perdita dell'autonomia, ma il setting assistenziale migliore è quello domiciliare. Dalla condivisione nasce sicuramente il miglior trattamento. Cioè stiamo cominciando a capire che non è che ogni 2 per 3 andare a pronto soccorso. O comunque l'accesso al pronto soccorso, che rappresenta un luogo in cui si è sicuri di, tra virgolette, di poter ricevere delle cure adeguate, non rappresenta per forza un momento al quale seguita il ricovero. La maggior parte dei pazienti, soltanto il 3-5% dei pazienti che accedono al pronto soccorso, almeno questo è il dato locale, su scala nazionale è un po' più alto anche per il numero dei posti letto a disposizione degli altri ospedali, su scala il 3-5% dei pazienti vengono ricoverati, quindi una percentuale molto esigua. 3,5%, questo ci conforta, se posso
posso permettermi, dottore, ma ci aiuti comunque a decifrare un po' di cose che abbiamo intercettato questa mattina sui quotidiani. Queste infezioni per i bambini, la bronchiolite, è così diffusa e che cos'è? Ma tant'è, io sono responsabile del pronto soccorso adulti, coloro che hanno sofferto maggiormente sono i pronto soccorso pediatrici. L'allarme dei pronto soccorsi per adulti, sicuramente la distribuzione del virus influenzale non è stata uguale per tutta Italia. Al nord e al centro Italia, dove le temperature più fredde sono arrivate prima, la presenza dell'influenza si è verificata prima e quindi nei giorni di Natale c'è stato un iperafflusso maggiore. Noi siamo intorno al 15% delle prestazioni in più rispetto a quelle erogate abitualmente, ma c'è da dire anche che a seguito del Covid chiaramente anche l'influenza ha assunto un'importanza più rilevante agli occhi della cittadinanza. La gente vuole essere rassicurata che non sia Covid, vuole essere rassicurata che non sia un virus influenzale che possa dare un coinvolgimento respiratorio, e devo dire che l'azienda per la quale lavoro, che si avvale di un eccellente laboratorio di biologia molecolare, permette al pronto soccorso di erogare una prestazione di alta qualità facendo dei tamponi che escludono non soltanto il Covid, ma tutte quelle virus influenzali, parainfluenzali, che invece sono attualmente la causa vera delle insufficienze respiratorie. Quindi c'è un virus o alcuni virus? Ci sono alcuni virus, l'H1N1, la febbre suina, che sicuramente sta mietendo delle vittime, che attualmente del quale adulti anche. Che riguarda soprattutto gli adulti, che sta mietendo molte vittime, delle quali si parla invece pochissimo. Quindi già in un ambiente di pronto soccorso riuscire a discriminare questi pazienti vuol dire poter mandare a casa questi pazienti in maniera sicura. Quindi è una dimissione, sì precoce, ma una dimissione precoce e sicura, consolidata dalla possibilità di erogare moltissime prestazioni in tempi brevissimi. Sono dei tamponi che vengono rapidi, in mezz'ora, 40 minuti, riesce ad escludere quelli che sono i virus maggiori, per cui puoi indirizzare il paziente al domicilio con una terapia sintomatica e programmargli dei follow-up se necessario, oppure affidarli al medico di medicina generale. Queste sue parole, dottore, ci confortano, anche se noi non cerchiamo il conforto, cerchiamo l'informazione, perché ieri mentre facevamo con il nostro Tonino De Mana una nostra piccola inchiesta sull'influenza, abbiamo scoperto che ci sono anche a Catania persone ricoverate in rianimazione per l'influenza. Proprio per l'H1N1, la febbre suina, proprio per l'H1N1 c'è un paziente giovane del nostro presidio ospedaliero che è in rianimazione in gravissime condizioni. Sta mietendo, dicevo prima, molte più vittime di quello che è il Covid. E questo ci ha preso un po' di sorpresa. Ci ha colto un po' di... Questo è quello che è sempre accaduto, probabilmente la nostra sensibilità rispetto ai virus influenzali in genere è cresciuta a seguito dell'evento Covid, mentre prima l'influenza, soprattutto nei soggetti più giovani, in buona salute, rappresentava un momento in cui avevi un po' di rinorrea e un po' di astenia e dolori articolari, invece adesso anche questi pochi sintomi, nella eventualità che si possa avere una complicanza respiratoria, aumenta il livello di tensione da parte della popolazione generale. Allora, due questioni, dottore, ancora. Uno, c'è ancora il tempo per vaccinarsi oppure ancora sì, qualche settimana, ma insomma la vaccinazione sarebbe dovuta avvenire già settimane addietro. È vero, come diceva il dottore Jacobello, l'ha detto al nostro telegiornale, che la campagna di vaccinazione dell'influenza non è andata molto bene, ma così come la seconda campagna, l'ultima campagna di vaccinazione per il Covid. Ma non è andata bene perché non c'è stata, o quasi. Ma in verità non è andata bene perché a seguito purtroppo della vaccinazione anti-Covid la gente è diventata un po' più resistente alla vaccinazione. Paradossalmente si è sentita obbligata, tra virgolette, talvolta violentata, quindi adesso che ha potuto scegliere ha scelto di non vaccinarsi. Questo credo che sia la chiave di lettura, almeno questa è la mia chiave di lettura. Sì, è molto importante. Contemporaneamente ha fatto, se mi permette, che nessuno ne ha parlato nei mezzi di comunicazione. Ben poco, perché è tipico, insomma, porre l'attenzione su quelli che non sono i problemi reali. Certo. Che i problemi. Invece l'altra questione che volevo chiederle è questa: i posti ci sono? I posti ci sono, in Sicilia non abbiamo dovuto, almeno nel presidio ospedaliero nel quale io lavoro, non è stato necessario né ridurre quelli che sono i ricoveri programmati, né convertire posti afferenti alla chirurgia per dare spazio a coloro che sono affetti all'influenza. Se pensiamo che le sindromi influenzali devono essere ricoverate in ospedale, vuol dire tagliare le gambe a quelle che sono le prestazioni di qualità che l'ospedale deve erogare. Non si può limitare l'attività chirurgica, perché i pazienti oncologici in particolare non possono aspettare per avere la propria prestazione
a discapito diciamo, del ricovero dei pazienti affetti da influenza. L'influenza è una patologia, mi scusi se la interrompo, che va curata al proprio domicilio anche per evitare sovrainfezioni. Ecco, questo è molto importante che lei ce lo ricordi, anche perché, se mi posso permettere, non dobbiamo dimenticare che ci sono pure anche coloro che soffrono per gli incidenti stradali. Assolutamente, assolutamente. Le patologie tempo-dipendenti sono quelle delle quali maggiormente ci dobbiamo occupare, per cui togliere spazio a ictus, infarti e politraumi, togliendo risorse umane per queste emergenze, vere emergenze, rischiamo poi appunto di non mancare alla nostra missione. Esatto. E quindi come dire, l'appello che possiamo fare in maniera scientifica, visto che c'è la sua presenza, qual è? Osservazione domiciliare per le prime 24-48 ore con terapia sintomatica, allertare il medico curante che conosce il paziente, quindi con le proprie comorbidità, il quale sarà lui stesso a consigliare al paziente quale possa essere il migliore setting assistenziale, se rimanere al domicilio e magari con una visita domiciliare da parte sua, se programmare degli esami del sangue attraverso il sistema territoriale oppure se indirizzare il paziente in ospedale. L'ultima cosa, dottore, però uno può essere tentato, adesso non è che voglio giustificare, dice perché ha paura che magari ha beccato il Covid, dice oddio, allora devo andare al pronto soccorso e questo è un problema di informazione, è un problema di informazione perché chiunque, tra virgolette, come giustamente dice lei, ha beccato il Covid, sa benissimo perché si è confrontato con tantissime persone che durante appunto il mese di dicembre, dall'8 al 20 dicembre ci abbiamo avuto un'impennata dei Covid, adesso completamente regredita, siamo a circa un caso al giorno. Quando è stato il punto? Tra l'8 dicembre, tra l'Immacolata e il 20 dicembre. E ora è sceso? È sceso assolutamente, abbiamo la media di un paziente al giorno, ma tutti coloro che hanno avuto il Covid in quest'ultima tranche si sono resi conto che ha un'evoluzione assolutamente benigna e quindi si è spento anche nella popolazione generale l'interesse maggiore per questa Comunque io l'ho interrotta, patologia. stava dicendo che in ogni caso comunque prima di tutto rivolgersi al Sicuramente il primo filtro è il medico curante, anche in questo credo che la medicina territoriale funzioni, perché io dico sempre ai miei colleghi che si lamentano non funziona il territorio, dico se non funzionasse davvero saremmo strapieni di pazienti, considerate che la popolazione generale è molto grande, quindi le prestazioni che eroghiamo all'interno del pronto soccorso rappresentano una percentuale piccolissima rispetto a coloro che quotidianamente si recano al proprio medico di famiglia. Mi sento di spezzare una lancia ai colleghi medici di famiglia perché fanno un lavoro veramente di grande filtro. Giustissimo. Ultima cosa, dottore, ce lo consenta, un consiglio, un suggerimento di comportamenti per prevenire influenze? Esattamente, gli stessi comportamenti che ci hanno indotto durante il Covid a evitare che ci possa essere la massima diffusibilità, quindi realmente se qualcuno di noi sta male nel rispetto del paziente più fragile potrebbe indossare la mascherina, come ci capita di vedere negli aeroporti in questi giorni. C'è gente che per proteggere gli altri e per proteggere anche se stessi preferisce indossare la mascherina. Nessuno lo vieta di fare, è un buon comportamento, credo che all'interno degli ospedali bisognerebbe continuare a mantenerli in modo da non essere noi stessi veicoli e non ammalarci noi stessi e poter quindi continuare ad essere sul campo. Grazie. Grazie al dottore Antonio Di Mauro, responsabile del pronto soccorso e dell'OBI, l'osservazione breve intensiva dell'ospedale Cannizzaro di Catania, tutte informazioni importantissime e preziose di cui terremo conto. Buon lavoro, dottore. Altrettanto, grazie a voi, buona giornata. No, la prego, aspetti un attimo, facciamo una breve pausa e poi la lasceremo libera. Lo so che lei deve correre, che ha cose più importanti da fare. State con noi voi invece, perché fra poco parleremo d'altro, dobbiamo parlare della dieta, come rimetterci in forma dopo le grandi abbuffate dei fine anno. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, come rimetterci in forma o rimettersi in forma dopo le cene, i cenoni sotto l'albero di fine anno? La persona giusta per avere i suggerimenti preziosi non può essere che il professor Giorgio Calabrese, che è medico dietologo specializzato in scienze dell'alimentazione e, se permette il professor Calabrese, un caro amico del sottoscritto. Assolutamente Michele, buongiorno, ma che piacere ritrovarti.
Piacere mio, naturalmente. Tanti anni di Uno Mattina, tanti anni di televisione Rai, in cui tu sei sempre stato un numero uno e continui ad esserlo, vedo anche la nostra Sicilia. Grazie professore, è reciproca la stima naturalmente nei suoi confronti. Professore, allora, qui Pandore, panettone, la guerra di questo, la guerra di quell'altro, e alla fine vogliamo rimetterci in forma. Che dobbiamo fare? Sì. Intanto, come dicevamo ieri sera al TG2 Post, il concetto di fondo è questo: siamo in un periodo in cui non solo le feste tutto sommato sono finite, perché le abbiamo poi reinventate noi, dal 1° al 6 gennaio, quando io sono in America a insegnare, si lavora, non c'è festa, quindi per carità, la Santa Epifania, noi siamo cattolici, cristiani e la rispettiamo, che non è la Befana, è l'Epifania. Ecco, in questo periodo in effetti è arrivato il momento intanto di evitare tutto ciò che erano i resti, perché i resti dell'alimentazione eccessiva di Natale e Capodanno sono da, come dire, rifare in un modo tale che non siano la continuazione di tutti i panettoni e pandori che sono arrivati. Quelli si possono prendere, si prende una macchina e si portano nelle case di riposo, dove i nonnini possono fare colazione con una piccola fetta ed evitiamo a noi di ingrassare e a loro di non avere una buona colazione. Giustissimo. Bellissimo suggerimento, molto importante. E invece, poi, fatto questo, che bisogna fare? Intanto idratarsi. Allora, una delle regole che sta sbagliando il paziente in generale è quella di dire non mangio, digiuno, oppure digiuno intermittente, salto un pasto. Il concetto di fondo è: se io salto un pasto devo poi avere negli altri pasti però moderazione. Allora più regolare è questo: fare 5 piccoli pasti al giorno, anche 6 piccoli pasti al giorno, in cui non devono mai mancare frutta e verdura, perché è fondamentale mettere tanta fibra. La fibra vegetale è tale che ci permette di non assorbire un eccesso di grassi e di zuccheri che noi abbiamo introdotto in questo lungo periodo di trasgressione alimentare voluta, perché non c'è scritto in nessuna Bibbia che quando si è Natale bisogna mangiare 4 volte tanto, e invece noi l'abbiamo trovato, quella pagina è l'ultima pagina di una Bibbia che non è stata scritta. Non c'è, vero? Ecco, allora il concetto di fondo qual è? Intanto mangiamo pochi legumi, ed è un grande errore. Sapete perché? Perché i legumi sono come la pasta o come il riso, cioè amidacei, hanno delle ottime proteine, ma hanno tanta fibra, questa fibra che dicevo prima, che si interpone nell'intestino in modo tale da far assorbire meno zuccheri e meno grassi. Bisogna ogni 2 ore fare qualcosetta, introdurre qualcosetta da mangiare, per un motivo: perché tamponiamo un ormone che si chiama insulina. L'ormone insulina è un ormone che ci dà l'idea, la sensazione di avere sempre fame. Poi quando a un certo punto uno non ha il tempo di mangiare, cosa fa? Si produce i grassi da sola. Allora bisogna fare questi 5-6 piccoli pasti al giorno. Bisogna bere almeno 2 litri al giorno. 2 litri, professore, 2 litri? No, 4 bottigliette, Michele, 4 bottigliette al giorno, da mezzo litro, e vedrete che la cosa funziona. Un bicchiere 200-250 cc significa che bere 2 bicchieri d'acqua è già mezzo litro, capito? Questo è il concetto di poi camminare. Quando io ero col ministro Sirchia, sto parlando di 20 anni fa, inventammo i 10.000 passi al giorno. I 10.000 passi al giorno sono 4,5 km, 5 km al giorno, ma non da fare per forza tutti di seguito, nella giornata, a casa, fuori, nelle scale. Ecco, una delle cose carine che si può fare in questo periodo, inventandosi delle cose un po' così originali, è: devo andare a fare non la spesa, devo andare alla posta, in banca, ci vado a piedi. Se è molto lontano prendo la macchina e mi fermo però a 500 metri, a 1 chilometro da dove devo andare, in modo tale da poter fare una lunga camminata. Giusto, è fondamentale camminare, perché camminando noi facciamo agire nel nostro organismo un meccanismo che si chiama aerobiosi. L'aerobica permette di abbassare l'insulina e quindi di non far produrre grassi in eccesso da una parte e di bruciare i grassi di riserva che noi abbiamo. Se noi facciamo in questo modo, ampliando il concetto dell'alimentazione intesa come frutta e verdura di stagione, attenzione, non cerchiamo l'avocado e il mango
le buone arance siciliane, mandarini, mandaranci, queste sono fondamentali. Un po' di frutta secca nei periodi della metà mattina e metà pomeriggio, e noi abbiamo tutto di frutta secca, non ci manca nulla. In Sicilia, io rimpiango la mia Sicilia, verrò il 21 di gennaio per fare questo convegno internazionale a Siracusa sulle guide turistiche nel mondo che Siracusa ha organizzato, e che faremo in inglese. Siracusa ci fa parlare in inglese, benissimo. A Siracusa si parla inglese, si sa. Assolutamente sì, certamente. Professore, quindi se abbiamo ben capito, alimentazione sana, come lei ci ha ampiamente descritto, e non diete, è vero questo? No. La parola dieta sa sempre di dimagrante e di costrizione. Noi dobbiamo parlare di regimi alimentari riequilibranti. O mi sono squilibrato per un certo periodo, mi rimetto nella norma. Mi sono rotto una gamba, faccio la fisioterapia. Cioè, il concetto, questa è una fisioterapia alimentare nei confronti di una frattura alimentare che abbiamo fatto volutamente nel periodo natalizio. Ecco, questo è assolutamente chiaro. E poi abbiamo detto, è sufficiente fare i famosi 10.000 passi suoi? Beh, direi di sì. Pensi che c'è un lavoro, ieri leggevo su PubMed un lavoro di colleghi americani che dicono per arrivare ad essere attivi, soprattutto nella terza età, basterebbero 4.000 passi al giorno. Io vi dico che quando noi provammo i 10.000 passi al giorno, avemmo nella comunità che noi stavamo studiando un risultato eccezionale, perché non era solo il dimagrimento, migliorava la parte immunoanticorpale, e quando tu fai più movimento ti ammali di meno, perché gli anticorpi, che sono delle buone proteine, si attivano proprio per la fatica che il muscolo fa, e quindi proteggono dagli insulti esterni, per cui noi dobbiamo veramente muoverci. Noi siamo abituati, pensi un'immagine, ci alziamo dal letto dopo 8 ore di sonno, ci facciamo la doccia, abluzioni e ci sediamo per fare colazione. Poi ci alziamo, prendiamo la macchina e ci sediamo in macchina, e andiamo in ufficio e ci sediamo in ufficio. A pranzo ci muoviamo da una sedia all'altra e mangiamo. Ritorniamo a fare la stessa cosa nel pomeriggio. La sera andiamo a casa, posiamo la macchina in garage, e cosa succede? Che ci mettiamo prima a sedere a cena, giustamente con la famiglia, dopodiché il divano e il lettone, che noi non ci muoviamo. Questa è un'Italia che non si muove, per favore, ritorniamo a muoverci. Questo è un bellissimo appello importante che facciamo nostro. Professore, qualche altro suggerimento, come dire, per quanto riguarda l'alimentazione? Perché lei ha parlato abbondantemente, ci ha fatto capire le fibre, quindi frutta e verdura, ma mangiamo solo frutta e verdura? No, assolutamente, ha ragione. Dobbiamo ampliarlo. Il concetto di fondo è la dieta mediterranea, in cui noi dobbiamo sapere alternare le buone proteine. C'è purtroppo questa moda che negli ultimi 15 anni è intervenuta in Italia, che arriva dalla buona America, cioè le diete iperproteiche e poi le diete chetogeniche. Attenzione, perché le iperproteiche hanno troppe proteine e le chetogeniche hanno troppi grassi. Attenzione, olio extravergine di oliva, il buon piatto di pasta o a pranzo o a cena. Se mangiamo il pane, siccome il pane viene fatto con i grassi, mangiamo la crosta di pane, non la mollica. Poi, sì, perché questo è il discorso. Poi dobbiamo guardare a che cosa? Nelle proteine. Facciamo così: se il lunedì a pranzo mangio il pollo, la sera mangio del formaggio fresco, soprattutto i formaggi nostri siciliani sono fantastici. Poi a pranzo del martedì mettiamo la carne rossa, la sera mangiamo uova. Il mercoledì a pranzo mangiamo del pesce, la sera mangiamo del prosciutto. Il giovedì ricominciamo come il lunedì. Se lei vede, non farà più che 2 volte alla settimana lo stesso pasto proteico. Perfetto. In modo tale che anche forse carne rossa o carne bianca non sarà mai un eccesso, ma una buona positività. Ho preso appunti, abbiamo preso appunti qua tutti in redazione. Professore, l'ultima cosa, ma allora la pasta la possiamo mangiare sì o no? Che i primi qua in Sicilia sono meravigliosi. No, attenzione, io dico sempre che la pasta è una persona per bene, che spesso sbaglia le compagnie, perché se mette la salsa di pomodoro, l'olio extravergine, il pecorino o
il nostro caciocavallo, quant'altro, benissimo. Se invece ci mettiamo la carbonara come condimento, sono le cattive compagnie che creano problemi alla pasta, e noi diamo la colpa alla pasta, ma sono le cattive compagnie. Quindi sia la pasta con la salsa di pomodoro fatta bene, senza eccesso di grassi, e vedrete che non solo appagherete il palato, ma soprattutto proteggerete la vostra salute. Grazie, fantastico professor Giorgio Calabrese, grazie per tutti questi consigli e suggerimenti. Buon anno, è stato un grande piacere ritrovarla. Buon lavoro, grazie. Naturalmente il suo prezioso lavoro. E adesso noi facciamo una pausa e ci occuperemo d'altro. Tra poco una star che viene da Caltanissetta è arrivata ai vertici mondiali della moda. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo un ospite, è Danny Wise, uno stilista. Pensate che da Caltanissetta è arrivato sul tetto del mondo. Ora vi dico soltanto alcune cose, ma sono poche, ma non le posso dire tutte. Punta di diamante nella haute couture. A gennaio dell'anno scorso Forbes, che fa la classifica delle personalità più importanti, lo ha messo fra i 50 hot men del pianeta, cioè 50 uomini, mica sono tanti, 50 in tutto il mondo, e per Vogue è stato tra i primi 5 fotomodelli, perché prima faceva anche il fotomodello, al mondo dal 1981 al 92. Complimenti, grazie di essere qua, è un piacere averla. Ci deve raccontare come si fa a fare tutto questo provenendo da Caltanissetta. Questa è stata la cosa più difficile. Ecco. Ci dica, allora, come hai fatto? Avevo penso 13-14 anni e come tutti i giovani voleva fare qualcosa di importante, però non sapevo cosa, volevo diventare famoso, ma per diventare famoso bisognava avere un'arte, almeno una volta era così. Oggi sono questi influencer che senza arte né parte diventano famosi. E da lì ho iniziato da giovane a fare dello sport dei più duri, facevo judo. Il campionato italiano mi ha portato ad andare a Firenze. Lì andai una sera in una discoteca e non mi chiesero né il biglietto né nulla. Ho detto, ma scusi, qui non si paga. Dice, ma lei non è modello? Da lì subito l'idea. Mi informai durante la serata, anziché ballare, qual era l'agenzia più importante su Firenze. In maniera molto sfacciata la mattina mi presentai. E mi disse, ma lei ha un book? No, book vuol dire un libro di presentazione. No. Ha un composite? No. Tu guardi un attimo solo. Tolsi la t-shirt, ero un campione di judo, avevo un fisico non di questi da palestra, caspita così, e mi disse, guardi, venga domani, gli offriamo un test fotografico. L'indomani arrivai, in sala d'attesa c'erano già 2 fotografi che mi volevano fotografare gratuitamente. Ho capito che c'era qualcosa che funzionava. Sì, perché io non sapevo ballare, non sapevo cantare, non volevo fare il calciatore, ma trovai che quello poteva essere uno spunto per partire. Da lì iniziò subito, in un giro di una settimana, fui scelto per Pitti Uomo. Allora non c'era Milano Collezione, c'era Pitti Uomo. Sì. E lavorai in una settimana in uno stand di uno stilista di allora. Tante rappresentanti, agenti, proprietari di altre aziende vennero da me dicendo, ma lei dove è stato fino adesso, cosa fa? E tu guarda, io ho appena iniziato così, ma questo fisico? E tu, questo fisico viene dallo sport, non viene dalla palestra così gonfiate e basta. E scambiavo i biglietti da visita, feci il mio primo agente di me stesso. Quando ritornai mi disse, guarda che ti hanno preso da Colmar. E tu sì, ho già concluso. Ma come conclude senza di noi? No, scusi. E quindi da lì a pochi mesi avevo le idee chiare sul da farsi. Firenze era valida in quel periodo, ma non c'era l'aeroporto. Tutte le modelle, i modelli li prendevano da Milano, quindi era un export. Da lì capii che bisogna andare a Milano. Da Milano mi informai al solito qual era il meglio, ho sempre amato il meglio, e mi informai chi era l'agenzia. E dissi, guardi, facendo ponte alla prima, mi feci prendere alla seconda. Dalla seconda iniziai a lavorare e i ragazzi mi dissero, guarda, bisogna andare a Düsseldorf perché le sfilate sono là, poi bisogna andare in Svizzera per i cataloghi. Da lì a poco, dal composite di un foglietto davanti, una foto davanti, lato A, lato B, ebbi un composite con 12 foto, tutte di lavori.
ed ero rappresentato da un'agenzia a Firenze, una a Milano, una in Svizzera, una in Spagna, quindi ero agente di me stesso. Da lì decisi nel 91 di smettere perché tutti i fotografi chiedevano a me cosa dovevo fare. E in caso delle sfilate non mi facevano più uscire per prima, cioè uscire per ultimo accanto allo stilista. Quindi avevo capito che ero un qualcosa, ero un qualcuno, avevo qualcosa da dare. Ma dentro di me capii che avevo qualcosa da dire, ossia tirar fuori me stesso. Allora presi un anno sabbatico. In quell'anno, dopo 3 mesi, mi chiamarono per un grosso servizio in India. In India? In India, sì. Io ho girato il mondo 2 volte, non su Google, dal vivo. Perché molti fanno palestra su Google, fanno karate, imparano il karate da internet. No, io ho girato il mondo dal vivo. Davvero? Sì. E vidi che là allora c'erano delle pelli molto particolari. E iniziai a disegnare questa mia donna. Una donna abbracciata da un uomo che abbraccia le donne. E avevo subito capito che c'era questa differenza. Una donna molto bilanciata, di gran classe, eleganza, femminilità, senza mai volgarità. E iniziai provando con dei costumi da bagno, ma in pecari soffiato, quindi una collezione estate, ma con un prodotto di base invernale. E tutti i giornalisti mi dicevano, ma scusi, a chi li vende questi costumi da bagno in pecari soffiato, che è come un camoscio? E io dissi, ma infatti il mio non è da mare, sono da yacht, da panfilo. Ah, alto lusso, gran lusso. Da lì subito avevo capito come si presentava, perché è una sfilata, l'avevo fatta per anni, presi tutte le mie vecchie colleghe e feci sfilare le donne più belle, Tatiana Patis, Angelica, non voglio fare il nome, insomma, anche perché mi sfuggono di allora, e feci una sfilata meravigliosa in costumi da bagno. Dopodiché in pellicce. Le pellicce erano allora i montoni, niente di che, questi visoni marroni, e io feci una sfilata di visoni blue eyes. Mamma mia! Da lì nacque questo blue eyes. Blue eyes. Blue eyes è un colore differente dagli altri, registrato da me. Allora c'era il nero o il blu notte. Allora la giacca blu era da nonno. Quello che voleva fare lo stravagante metteva i bottoni in oro, ma faceva marinaro. E poi la giacca nera. Ma la giacca nera o metteva i bottoni in oro e faceva arabo. E ho detto, guardi, ci vuole schiarire il nero e rischiarire il blu. E mi incontrai in una strada. Questa strada era il blu tanzanite. Com'è il blu? Tanzanite, dalla Tanzania, una pietra Tanzanite. semipreziosa, tanzanite, che è un blu violaceo. Da lì ho ristudiato e registrai questo blue eyes, che è un blu viola, un blu tanzanite, ecco così. Sì. Da lì produssi questo e feci uscire la prima, anche lì, colore da uomo che non esisteva, con abiti da donna. Ed erano degli abiti bianchi che gocciolavano. E quindi fu una collezione, un grande successo. La seconda e diceva Danny Weiss, l'unico lusso che cola. Fantastico. È così poi. È così, 92, 92, 93, 93, ora sono 12 collezioni. È molto dura perché le disegno tutte io. E le disegna lei, eh? Sì, solo disegno io, sì. E Danny Weiss è prodotto al 100% made in Italy, con i prodotti di base a vertici mondiali, però è made in Italy. E noi diamo la priorità allo staff Ma è vero italiano. che ha un'impresa ancora a Caltanissetta? Sì, tutti mi fanno questa domanda, mi fate questa domanda perché dopo quello che ho fatto, come mai mi dicono esattamente, ma cosa ci fa lei a Caltanissetta, che non c'è più niente da dire, le dico subito. No, è una curiosità. Mi fate tutte queste domande e rispondo. Il mio primo dollaro è stato la Santina ed era una sarta di Val Guarnera Caro Pepe. Certo. Che avevo incontrato a Milano, perché Danny Weiss, stilista, nasce a Milano, Danny Weiss modello a Firenze. Il successo arrivò subito, o meglio le richieste superavano la nostra possibilità di produzione. Questa Santina, presa da un couturier di Roma che adesso è in pensione, mi disse, guardi, lei mi dia 350.000 lire e io prendo la Freccia del Sud e le trovo le sarte. Ho detto, ma cos'è sta Freccia del Sud, scusi? Era un treno. La Freccia del Sud era un treno che non so se esiste no? più, non so neanche se esiste più. No.
Ebbene, lei, essendo di Val Guarnera Caropepe, andò anche a Caltanissetta, a distanza di pochi giorni. Allora c'era il telefono con la cabina, ve lo ricordate, col gettone? Come no? Certo. E mi disse: dottore, risolto il problema. Ah sì? Allora, faccia salire le sarte a Milano e li assumiamo. Li scelga lei, come ha sempre fatto. E disse: no, c'è un problema. Le sarte ci sono, ma non voglio venire a Milano. Davvero? E allora che devo fare? Prenda il treno e venga lei. Io presi questo treno e queste donne sembravano valide, sembravano così, ma chi aveva il figlio, chi doveva cucinare un po' l'azzugo, la solita mentalità del sud già di allora. Fantastico. Disse: beh, allora Santino, queste non servono a nulla, abbia pazienza. Mi disse: no, prendiamo una botteguccia qui. E così presimo il primo appartamentino in una via stretta su Caltanissetta. Un primo piano, un secondo piano, un terzo piano, l'azienda è cresciuta ed era tutto laboratorio. Poi creava molti problemi avere 2 modelliste, 2 tagli, 2 cucite. Certo. Abbiamo unificato tutto a Milano, quindi chi voleva venire è venuto, chi non voleva venire, come quelli un po' fannulloni, mi consenta, li abbiamo messi da parte. Noi sfilavamo stranamente a Milano, poi Parigi, e mi disse di nuovo questo staff siciliano: guardi, dobbiamo sfilare a Caltanissetta. Disse: ancora questa Caltanissetta, basta Caltanissetta. Devo andare a Parigi. Devi andare a Parigi così. Cioè, guardi, la collezione è già tutta venduta. La portiamo a Caltanissetta. Mi ha detto: ma noi sfiliamo col 42, a Caltanissetta sono 46, 48, cosa ci facciamo? Lei non si preoccupi. Ho detto: va bene, va. Proviamo. E andai in questo posto di nuovo a Caltanissetta, c'era un piccolo laboratorio, mi feci dare un palazzetto dello sport e lì sfilammo. Un successone. Lì c'erano le strade con le buche, ancora adesso ci sono, ma noi viravamo con i visoni blu. Ma non solo a Caltanissetta, ci sono dovunque le buche. Comunque. Ed allora si è ampliato ed è diventato questo palazzo Weiss, che ormai 3 piani. È vero che sono 1500 persone. Allora, noi abbiamo 210 produttori, sì, che con intotto tra interno e esterno sono 1536, mi dicono, roba del genere. Noi staremo qua tutta la mattinata a ascoltarla perché la sua storia è veramente fantastica. Dico soltanto questo, tanto per darvi un dato, per farvi stare bene stamattina. Fatturato di quest'anno 450 milioni. Abbiamo perso parecchio col Covid, dobbiamo recuperare. Aveva perduto un po' di terreno col Covid, adesso grazie se l'ha recuperato. 450 milioni. Complimenti, Danny Weiss, grande stilista ai vertici della moda. Adesso noi ci fermiamo e ci diamo un'occhiata al nostro almanacco. Serve sempre. Difficile da credere, ma l'olio per bambini è ideale per far brillare l'acciaio. Il modo migliore è usare un panno in microfibra per cospargerlo omogeneamente su tutta la superficie interessata, ad esempio quella del lavandino o del piano cottura. Maggiore è la concentrazione di cacao nella cioccolata, maggiori sono i benefici. La cioccolata fondente, infatti, è una potente fonte di antiossidanti, può migliorare il flusso sanguigno e abbassare la pressione, poi riduce il rischio di malattie cardiache e protegge la pelle dal sole. Oggi vi spiego l'origine dell'espressione piedi piatti. Questo termine, usato spesso in tono scherzoso per indicare i poliziotti, ha origine nel mondo anglo-americano. Deriva infatti dall'inglese flatfoot, che letteralmente significa piede piatto, e il soprannome fu attribuito agli agenti di polizia statunitensi, dei loro concittadini, con l'idea che avessero i piedi piatti a forza di stare in piedi tutto il giorno. Alcuni sostengono anche che il nomignolo fosse riferito a chi, non potendo entrare nell'esercito per via dei piedi piatti, si accontentava di fare il poliziotto. La parola apparve per la prima volta in Italia nel 1959 in un film americano e da allora si diffuse nei romanzi gialli e nei film polizieschi. E adesso che abbiamo capito da dove arriva il termine piedi piatti, andiamo a vedere invece le tazzine di caffè di Marco Amato e tutto il resto. Marco, ci sei? Buongiorno Sicilia, buongiorno. Buongiorno. Ma cos'è un cigno che hai lì sulla... Cos'è? I cigni? Fenicottero. Fenicotteri, ragazzi, che lusso, qui non si scherza, alla grande. Complimenti. Grazie. Allora, chi hai sotto tiro oggi oltre ai fenicotteri?
Oggi sotto tiro ho una bella arca di Noè perché mi volevo interessare già dei rumors che riguardano Sanremo e che quest'anno Amadeus ha deciso di fare le cose in grande. Ci sarà anche un collegamento fisso esterno con una nave della Costa Crociera attraccata al largo di Sanremo, una nave che verrà riempita di ospiti decisamente molto interessanti, quindi questa sciccheria quest'anno mi ha colpito moltissimo. Ebbene, questo collegamento sarà affidato a Tedua, rapper italiano perfettamente aderente zodiacalmente al compito che gli è stato dato, perché apre e chiude le serate. La prima sera inaugura lui ed è una cuspide Acquario Pesci. Per citare anche, visto che siamo in atmosfera sanremese che mi piace tantissimo, Laura Pausini e Mietta anche, chi meglio di un Acquario Pesci per dividersi tra cielo e mare, e quindi sarà proprio il nostro Tedua ad inaugurare questa carrellata di personaggi interessanti, a cui già in seconda serata si unirà Bob Sinclair, notissimo. Ebbene sì. Qua siamo nel mondo delle comodità e delle sciccherie e delle voluttà taurine, assolutamente. Bob è un toro, quindi via con la voluttà del buon gusto e delle velleità decisamente interessanti di quest'anno a Sanremo. Terza serata ancora con Brescia, e in questo caso siamo nel delicato e romantico mondo del cancro, lunare, acquatico, assolutamente perfetto per una rotonda sul mare, che ne dite, no? Chi meglio di un cancro in questo senso? A chiudere tutto e ritornare alla ribalta dopo un periodo non proprio sereno, dopo una lunga malattia, il caro Gigi D'Alessio. Ed ecco, Gigi è invece un avventuroso sagittario, per cui positivo e sempre ottimista. Sicuramente il Sagittario, segno dei viaggi, anch'esso è decisamente aderente per stare in questo collegamento alquanto fantasioso che mi piace moltissimo. Complimenti ad Amadeus per questa tornata organizzativa. Oggi è una giornata molto importante perché Marte entra in Capricorno. Bene. Quello è importante. Marte è esaltato in Capricorno, per cui azione, forza, energia e una grande passionalità che ha a che fare con la resistenza. Marte in Capricorno è proprio il simbolo del guerriero stratega, che però ottimizza tutti i risultati. Quindi benissimo i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Gli acqua romantichissimi, Cancro, Scorpione e Pesci godono di un'ulteriore passionalità, mentre invece Acquario, Gemelli e Bilancia, Chiaria devono pensare un po' più ad affermare i propri sentimenti in una maniera più spigliata e meno cervellotica, quindi via anche alle passioni sconsiderate. E a proposito di passioni, chiudiamo con il fuoco Ariete, Leone e Sagittario, che hanno in serbo una settimana decisamente interessante, e proprio oggi la Luna regala loro delle bellissime sorprese in campo lavorativo e professionale. Quindi buon Marte. Buongiorno Sicilia. Buongiorno a te Marco Amato, grazie. Abbiamo delle news? Guarda, ce n'è una che riguarda un po' tutti, perché se c'è la necessità di cambiare l'auto, arrivano a febbraio con ogni probabilità i bonus saranno legati al reddito. Che cosa significa? Ci sarà un aiuto che potrebbe arrivare fino a 13.750 euro per comprare un'auto elettrica. Le bozze di decreto prevedono uno stanziamento di 930 milioni per gli incentivi auto e l'obiettivo è quello di accelerare il ricambio del parco delle auto circolante. Per le persone meno ambienti il provvedimento dovrebbe prevedere anche un extra bonus del 25%, una sperimentazione del cosiddetto leasing sociale, quindi per cambiare l'auto basta aspettare poco, ci saranno presto degli incentivi, forse insomma si potrà avere un'auto più nuova e meno inquinante. Il consueto sguardo al passato. 4 gennaio del 1968 il genio della chitarra Jimi Hendrix, arrestato a Stoccolma per aver demolito la sua stanza in albergo, qualche eccesso.
forse perché era in preda all'alcol. Era in tour in Europa con la sua band, la Jimi Hendrix Experience. Sempre il 4 gennaio, ma del 1968, ma in Italia, nasceva un programma radiofonico destinato poi a diventare un cult, la corrida dilettanti allo sbaraglio. Il conduttore lo stiamo vedendo in questa foto, Corrado Mantoni, meglio conosciuto come Corrado, che per 12 edizioni avrebbe fatto ridere il pubblico con la performance di aspiranti artisti, e il programma ebbe un successo tale che nel 1986 approdò anche in TV. E 4 anni dopo, il 4 gennaio del 1972, negli Stati Uniti si consumava uno dei più grandi scandali politici della storia, il Watergate. Il presidente Richard Nixon, che stiamo vedendo in questa foto, rifiutava di consegnare al Congresso i nastri che provavano il suo coinvolgimento in una serie di attività illegali. Questo fatto scatenò una lunga serie di indagini che poi portò alle dimissioni di Nixon nel 1974. Tutto dovuto ai giornalisti, i giornalisti del Washington Post. Questi invece, avete riconosciuto, sono i Police, che annunciano la separazione il 4 gennaio dell'84. Vedete Sting al centro com'era? Il gruppo, formato con Walter Sting da Andy Summers e Stuart Copeland, aveva conquistato il pubblico con brani come Roxanne, Message in a Battle, Every Breath You Take. Solo nel 2007 si riuniscono per un tour mondiale che celebrava i 30 anni di carriera. Invece il 4 gennaio del 99 l'Europa faceva un passo storico verso l'integrazione economica e politica, l'introduzione dell'euro, moneta unica, entrata in vigore il 1 gennaio del 99 per le transazioni non in contanti, mentre il 4 gennaio debuttava anche sui mercati finanziari. Nel 2010, il 4 gennaio, il mondo assisteva alla realizzazione di un'impresa architettonica senza precedenti. La stiamo vedendo in questo momento, l'inaugurazione del Burj Khalifa, o Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. È situato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, misura 828 metri di altezza e conta 163 piani. A Dubai testa. Fanno certe cosettine così da quelle parti. 4 gennaio, anche il giorno di nascita di un musicista italiano, Massimo Luca. È nato a Santa Margherita Ligure, è un chitarrista, compositore, produttore discografico, e ha suonato, eccolo qua, lo vedete? Ha suonato con tutti, Battisti, De André, Mina, Paolo Conti, Biagio Antonacci, e come autore insieme a Paolo Palma ha vinto il Festival di Sanremo nel 98 in entrambe le categorie, giovani e big, con il brano che voi vi ricorderete, Senza te o con te, interpretato da Annalisa Minetti. È l'unico caso nella storia del festival in cui un brano ha vinto sia nelle nuove proposte che in quella dei campioni. Senza te o con te, Massimo Luca, Annalisa Minetti, buona giornata, ci rivediamo domani. Buongiorno.